Buonasera e benvenuti a tutti qui al circolo sportivo Sport City per la 27esima giornata di Serie A. L'incontro di quest'oggi sarà tra Golbet e Calciotto. Buonasera e benvenuti a tutti qui al circolo sportivo Sport City per la 27esima giornata di Serie A. Le squadre che si sfideranno quest'oggi sono Golbet Calciotto e Roma Calciotto GSA. Nell'ultimo incontro la Golbet ha ottenuto un successo per 4-1 contro Checco dello Scapicollo. La dura sconfitta invece subita dalla Roma Calciotto con la Pisana. In classifica la squadra di casa è seconda a 58 punti, a pari punti con il CJ e appena un punto sopra Checco dello Scapicollo. La squadra ospite è sesta, 44 punti, seguita dalla Pisana con 3 punti di distacco. I bomber che si sfideranno quest'oggi sono Matteo Monteforte con 15 gol per la Golbet e al quarto posto nella classifica cannonieri c'è Cicchella della Roma Calciotto. È tutto pronto, si può iniziare con la Golbet subito in possesso palla. La squadra in maglia blu cerchiata attacca da destra verso sinistra. La squadra in maglia rossa da sinistra verso destra. Sfida che ha un sapore particolare, l'eterna sfida del calciotto. Intanto il destro da fuori, subito pericolosa la Golbet. Lancio lungo per l'esterno sinistro della Roma Calciotto, provato proprio con il mancino, palla che viene respinta. Ora gioca sulla fascia sinistra, il recupero, la girata con l'esterno, poi si torna da Caterini. Oliva, il destro, finisce alto sopra la traversa. Caperchi intanto ha rimesso subito in modi suoi, vede lancio lungo per il compagno, all'interno dell'area di rigore il sinistro, si getta a terra Caterini. Oliva gira sulla fascia destra, il recupero difensivo della Golbet. Opara, si va sulla fascia destra, serie di scambi della Golbet. Intervento in chiusura e rimessa laterale per la Golbet. Opara con i piedi, gira sulla fascia destra, 1-2 con il compagno. Ora la Golbet si va avanti, vede il movimento, palla completamente fuori misura. Palla a cercare Seferi, lascia scorrere fuori Seferi. Oliva tiene palla il numero 6 della Roma, trova Seferi, poi il recupero della Golbet con Monteforte, poi Seferi. Calcio di punizione fischiato a favore della Roma. Palla messa subito in gioco con Oliva. Ora la Roma tiene palla, c'è Oliva sulla fascia destra, punta l'uomo, preferisce giocare al centro per il compagno, un po' scoperta ora con la ripartenza della Golbet. Serie di contrasti e calcio di punizione fischiato per i blu cerchiati.
sono troppi qua, Luca, Luca. La basca al limite che se la pizzata qualche volta. Devi levare il cross. Quando crossa devi levare il cross, sempre di davanti. De Marco direttamente in porta, la deviazione. Palla messa fuori dal centrale della Roma. De Marco. Con il tacco ha provato la giocata a cercare Monteforte. Spazza tutto l'esterno destro Oliva. De Marco. 1-2 con il compagno. A tu aperto con il portiere. Il destro. La grandissima parata di Caterini. Subito pericoloso il goalbet dopo appena 7 minuti di gioco. Ora si fa con questa rimessa laterale. La palla finisce fuori però. Dai, girati. Alcini. Recupero. Palla di De Marco. Pallone è finito fuori. Rimessa. Anzi no, sarà corner. Bravo Marco. Numero 20. Va proprio De Marco. Seconda, Azione al movimento di Monteforte. Cross basso. Sta fuori da Oliva. Poi il sinistro. Mette fuori. Centrale difensivo della Roma. Ora parte il contropiede. Proprio la squadra giallo-rossa. Fallo fischiato a favore della squadra di casa. Giocata subito. Mette fuori palla Oliva. Gesto di fair play da parte della Golbet che restituisce palla alla Roma. Oliva. Chiede il movimento dei suoi compagni. Ora c'è lo scambio, sbaglia tutto. Monteforte a tu aperto con il portiere, il sinistro, il palo! Palla che si stampa sul palo a seguito del sinistro di Monteforte. Ora è la Roma che si spinge in avanti con Seferi. Non c'è lungo, ottimo l'intercetto. De Marco si avventa su questo pallone. Per Monteforte prova il dribbling, c'è stata la deviazione. L'ultimo a toccare però è stato Monteforte, rimessa con le mani per la squadra di casa. Serie di scambi poi con il tacco. Monteforte tocca con la mano, calcio di punizione. Vai, stretti! Dai Matteo, vai a prendi! La rimessa subito in gioco per la Roma. Prova a far salire i suoi uomini. Viva. Seferi pressato da addirittura 2 uomini. Prova ad andarsene. Costretto a rientrare. Sposta il pallone sul sinistro, lo prova ora. Palla che finisce di poco fuori. Ottimo il mancino di Ciccolini. Lancio lunghissimo. Cercare Monteforte che riceve una spinta. Secondo l'arbitro è tutto regolare. Ora è la Roma che tiene palla. Cerca il varco giusto. Oliva stoppa questo pallone. Oliva mette il pallone dentro, è più un tiro che un cross. Ottima la risposta di Opara. Guarda che carambola tra i piedi di Seferi. Il sinistro giro. Finisce fuori però. Opara. Monteforte non capisce il movimento del compagno. Si gira per Garofalo. Garofalo pressato da Indelicato. Calcio di punizione per la squadra ospite. Una spinta di troppo di Indelicato.
Ora c'è il cambio di gioco per Garofalo. Garofalo che non controlla. Torna indietro dal suo capitano. Garofalo. Il lancio a cercare Monteforte. Palla finisce tra le mani di Caterini. Ora la Roma calcia 8. Tiene palla. Possesso palla. Viene recuperato dalla Colbert con Monteforte. A tu per tu con il portiere. Prova a superarlo con lo scavino. Non riesce però. Serie di contrasti. Due uomini. E poi Oliva. Chiude tutto. Dai! Stretto qui, Marco. Stretto, De Marco dalla bandierina. Cross tagliato sul secondo palo. Seferi. Ottimo l'intervento di Stornelli. Poi si fa da De Marco. Salta Oliva. Ancora De Marco, la mette dentro. Ottima l'uscita di Caterini. Squadra giallorossa si spinge in avanti. Ciccolini gira per Seferi. Cambio di gioco sulla fascia sinistra. Ora c'è la sovrapposizione. Serie di contrasti, viene messo giù l'arbitro. Fa giocare. Rimessa con le mani per la Roma. Ciccolini. Di nuovo per il compagno. Si torna indietro per Seferi, al limite dell'area di rigore. Prova a cercare il mancino, poi Ciccolini, ribattuto dal compagno. Con un gran numero si riesce ad andarsene. E riparte il contropiede della Colbert. Con il corpo Ciccolini si oppone. Poi recupera questo pallone con una grandissima grinta. Perde palla. Il destro da fuori di De Marco. La deviazione di Alcini. Rimessa laterale per la Colbert, partita che si fa sempre più accesa. 13° minuto di gioco, 0-0 fin qui. Anche se le occasioni da entrambe le parti non sono mancate. Oliva. Chiede palla a Seferi. La gira per Indelicato. Poi ritorna ad Oliva. Trova il compagno tra le linee. Arbitro che assegna la rimessa laterale alla Roma. Oliva. Calcio di punizione per una spinta di troppo di Indelicato. Proprio la Colbert con Sterbini che rimette in gioco. Ora c'è De Marco. Ecco De Marco in possesso palla. Sterbini. Garofalo sulla fascia sinistra. Prova a cercare il compagno dentro. Palla intercettata per Seferi. Sterbini capisce tutto. Poi con il corpo subisce fallo il capitano della Colbert e riparte proprio in contropiede. Attenzione al movimento di Monteforte. Viene servito Garofalo sulla fascia sinistra. Sterbini di prima. Con il compagno poi mette fuori il centrale difensivo della Roma. Si gioca sulla fascia destra. Palla messa dentro. Non arriva Monteforte. Arriva però Oliva che fa suo questo pallone. Lancio lungo. Fuori misura di Ciccolini. Ora la Colbert attacca e cambia gioco per Garofalo. Pensa al cross. Poi gira per il compagno. Messo giù. Una trattenuta. Calcio di punizione. Era Maroder. Eccolo qui che rimette subito in gioco. Intercetta Oliva. Lancio lungo proprio di Oliva. Sterbini. Dai, movimento però.
Viene a ricevere questo pallone Stornelli. Poi lo gira per Monteforte. Ancora Monteforte in mezzo a 3. Torna da Sterbini. Stornelli con il tacco per Garofalo. Garofalo se ne porta il pallone via con la suola. Intervento difensivo di Alcini che si trascina fuori il pallone. Garofalo. Stornelli a prendersi questo pallone. Oliva ha messo fuori. Garofalo. Prova la gira da Monteforte. Palla che rimane tra i suoi piedi, poi Oliva se ne va. Toccato duro da dietro. L'arbitro aveva concesso il vantaggio. Vantaggio che non si è concretizzato sul tocco da dietro di Delicato. Poi intanto si gioca sulla fascia sinistra. La Roma tiene il possesso palla con Oliva. Seferi non trova l'angolo di tiro. C'è l'intercetto da parte del centrocampista Stornelli. Angolo battuto subito, il sinistro, Opara in 2 tempi. La Roma che si lamenta per una trattenuta. Ora il lancio proprio di Opara. Sempre la Roma. Tocco di mano. E calcio di punizione per la Golbet. Stornelli. Maroder trova il compagno, poi Stornelli. Sterbini si abbassa a Monteforte, eccolo qui servito, costretto a tornare indietro da Sterbini. Gomito alto di Sterbini, involontario, calcio di punizione fischiato per la Roma. 18° minuto di gioco, 0-0 fin qui. Ugolini alla battuta, direttamente in porta, palla che sorvola la traversa. Opara. De Marco, 1-2 con il compagno. Sterbini. Sterbini, poi c'è la deviazione. Carambola tra le parti di Oliva, fa su il pallone, prova a far partire il compagno, ancora Oliva. È riuscito a tenere vivo questo pallone, poi Seferi, il destro che si stampa sull'avversario. Oliva, grande partita dell'esterno destro della Roma. Palla ancora buona secondo l'arbitro. Si gioca dalle parti di Alcini, poi c'è Oliva. Vede il movimento di Seferi, preferisce servire Ciccolini, poi Alcini. Cicchella. Oliva. Seferi. Seferi che punta un uomo, lo salta. Poi torna indietro da Ciccolini. Ugolini. Rimessa con le mani per la squadra giallorossa. Ciccolini. Oliva, vede il movimento di Seferi, non lo serve, torna da Ciccolini. Ugolini. Alcini per Cicchella. Cicchella cambia gioco per Oliva, la scarica di prima. Ora la serie di passaggi della Roma a cercare il varco giusto, possa portare in vantaggio la squadra ospite. Tanto c'è stata una spinta, l'arbitro dice che è tutto regolare, c'è De Marco che si spinge sulla fascia destra. Ora De Marco messo giù,
tutto regolare Seferi. Ciccolini, Oliva, chiede l'appoggio al compagno Ciccolini, costretto a tornare indietro. Cicchella pensa al destro, Opara con sicurezza. Garofalo mette il corpo davanti, subisce fallo, c'è un time out al 21esimo minuto di gioco. Si riprende con la Golbet in possesso palla, c'è Monteforte, prova il dribbling, Ugolini mette fuori. Garofalo, Stornelli messo giù, ottiene buon calcio di punizione. C'è De Marco che si avventa subito su questo pallone, andrà lui alla battuta. Mirko, prendiamo poco spazio se non viene nessuno. Luca, prendi poco spazio se non viene nessuno. Come questa è una partita? Prima, Occhio, Ossia di battute Mirko. Angelo, quando posso? Vado? Vabbè, guarda Luca. Luca. Va De Marco, la batte corta per il compagno, capisce tutto, giocatore della squadra giallorossa. Ora parte il contropiede, ottimo l'intervento di Maroder, con un fallo però secondo l'arbitro. Calcio di punizione per la squadra ospite, battuto subito. Ne esce bene Ugolini. Oliva. Poi Stornelli, parte il contropiede, gira per Monteforte, chiede l'appoggio a Maroder, eccolo qui servito. Ancora Maroder. Sterbini. Maroder. Trova Monteforte, riesce a girarsi tra due giocatori, il sinistro di Monteforte e palla che finisce in rete, 1-0, la sblocca Matteo Monteforte. Luca, 24esimo minuto di gioco, 1-0 per la Golbet Calcio 8, la grandissima girata di Monteforte. Calcio di punizione ora per la squadra ospite. Cicchella direttamente in porta, Opara riesce a metterla fuori. Palla che viene messa dentro, Stornelli allontana. De Marco aspetta il movimento dei suoi, poi c'è Stornelli. Maroder non trova Monteforte. Caterini lancia troppo lungo e trova Opara. Tarantino. De Marco. Sterbini. Garofalo. Intervento indelicato.
E finisce qui il primo tempo con il risultato di 1-0 per la Golbet Calcio 8. Dai, dai Marco! Riparte ora il secondo tempo di questa 27esima giornata di Serie A tra Golbet Calcio 8 e Roma Calcio 8. La Golbet si trova in vantaggio con il gol di Monteforte per 1-0. Rimessa con le mani per la squadra di casa. Marauder a ricevere questo pallone, sbaglia tutto. Seferi. Oliva va da Ciccolini, ancora Oliva sulla fascia destra. Cichella riesce a girarsi il capitano della Roma. Oliva, Cichella, toccato duro da Marauder, calcio di punizione per la Roma. Palla giocata subito, si va da Liotti che subisce fallo da De Marco. Calcio di punizione da distanza ottima per la Roma Calcio 8. Vediamo chi andrà a batterla questo calcio di punizione. Boni! Oh! Sentite Manuel! Oh! Oh! Mirko! Dai! Luca! Luca! Dai! Qui! Oh! 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 Dai, oh! Non ci abbiamo! Oh! Cichella direttamente in porta sulla barriera, la rimette dentro di prima intenzione, stacca di testa Garofalo. Oliva, ora può partire il contropiede della Golbet con Monteforte, si aggiusta questo pallone, non riesce poi ad indirizzarla verso la porta. Buono il contropiede della Golbet. Cichella, Oliva, Ciccolini, Ciccolini poi riesce a recuperare con il fisico. E calcio di punizione per la Golbet. De Marco, ancora De Marco, prova a saltare Cichella, tiene palla il numero 20, poi Monteforte, messo giù al limite dell'area di rigore De Marco. Dai, Matte! A barriera però, metti avanti. Dai. Qui, oh! Qui, oh! Arbitro, mi dia il tempo di vederla, arbitro. Arbitro, per favore, arbitro. Guarda loro! Il fischietto deve stare dentro la porta. No, palla te, no! La rincorsa di Monteforte direttamente in porta, si stampa sulla barriera, poi ha provato De Marco, l'opposizione di Liotti. Dai, attaccato, Vale! Dietro, Luca! Gioca
sulla fascia sinistra il Golbet mette il pallone tagliato dentro. Ora si va con le mani, il movimento di De Marco a ricevere questo pallone. Non ottima. Appoggia il compagno. Così la Roma trova questo pallone, poi passaggio sbagliato per Monteforte che prova il destro. Chiuso da due uomini, Ciccolini. Opara spazzalungo, Ugolini di testa. Cichella. Gira per Oliva. Si lotta su quella fascia. Stornelli. Riesce a recuperare questo pallone, la gira per Monteforte. Monteforte! 2-0 Golbet calcio 8. Monteforte a tu per tu con Caterini. La palla va in avanti. Quando recuperiamo palla, di prima ti danno avanti, che stanno sbirciando. Settimo minuto di gioco e Golbet che allunga di due lunghezze contro la Roma calcio 8. Ciccolini. No però, Liotti. Gira per Ciccolini. Dentro per Cichella, al limite dell'area di rigore, prova a girarsi. Sterbini. Calcio lungo sempre a cercare Monteforte. Riesce a girarsi. Fabio ora concede il vantaggio. Stornelli. Gira per il compagno sulla fascia sinistra. Trova Monteforte. Prova ad arrivarci. Sempre poi Monteforte. Serve De Marco. De Marco aspetta l'arrivo dei compagni. Oliva. Con un grande intervento difensivo. Cichella. Cichella. In mezzo a due uomini. Maroder. E poi il calcio di punizione a favore della Golbet. La spinta di Alcini su Maroder. Ora viene servito Monteforte. Monteforte contro due giocatori. Tiene palla il numero 24. Si va da Stornelli. Trova Maroder. Il sinistro. Non perfetto. Sterbini. Ora serie di contrasti. Ma chi sono scusa? Ma chi sto scusa, sto bravo ragazzo, ma chi sto scusa? Cichella restituisce palla alla Golbet. Sterbini per De Marco. Marco contro Ciccolini. Alla meglio il calciatore della Roma. Subisce anche un fallo. Cichella. Oliva. Ancora per Cichella. Serie di scambi con Oliva. Pauliello non arriva su questo pallone. E De Marco. 1-2. Pauliello recupera questo pallone. Lo lascia al suo capitano. Liotti. Per Oliva. Liotti e poi Oliva.
poi il filtrante, cercare Monteforte, stoppa questo pallone De Marco. Sempre Monteforte, controllare questo pallone. Maroder, Monteforte. Ora la Golbet non deve far altro che tenere il possesso palla. E il risultato, Ugolini con l'esterno, cercare proprio l'Iva. Poi si gira il destro, finisce sul fondo, c'è stata una deviazione, sarà corner. Cichella sul secondo palo, stacca il centrale difensivo della Golbet. Tagliata sul secondo palo, arriva Cichella al volo, completamente fuori misura. Vedi, mani a destra, vieni a sinistra. Dai, dai. Vieni centrale Salvatore. Opara, trova De Marco, subito attaccato da Oliva, riesce a girare però per Monteforte. Monteforte che riesce ad andarsene contro due giocatori, ancora Monteforte entra in area di rigore, Monteforte il sinistro che si stampa sul palo. Incredibile occasione per la Golbet di chiudere la partita. Dai, Gico! Ugolini in un'insolita posizione alla destra. Ora ritorna nella sua posizione, c'è Cichella per Ciccolini, ancora Ugolini, lancio lungo per Seferi, retropassaggio di Santini, pericoloso, esce bene Opara. Moroder, servito Monteforte, chiede palla a gran voce De Marco, Monteforte che carica il sinistro e fa 3-0. Golbet ormai mette a sicuro il risultato. Vai, vai! Vai, Tredicesimo minuto di gioco, 3-0 per il Golbet che controlla questa partita ormai. Ora c'è Cichella, Cichella ne salta due, poi gira per Seferi, il sinistro. Ha provato la Roma ad accorciare le distanze con Seferi. Opa. Devi seguire verso il campus biomedico. No. No, devi tornare indietro. Sta prima del campus biomedico. Sì, l'hai fatte le due rotonde? Questa che è via De Trigoria? Via Alvaro del Portillo. Via Alvaro del Portillo. Sì, la via che porta al campus prima, sulla sinistra ci stanno dei campi. Mo tu che vieni dal campus, se torni indietro te lo trovi sulla destra. Ok. Ciao, ciao, ciao. Prossima giornata. Si riparte con il possesso palla del Golbet. De Marco cambia completamente il gioco, di testa si va da Monteforte. Angeli,
Sterbini. Toccato Monteforte. Angeli. Rimani, Matteo, rimani, gioca. Moroder. De Marco con la solita classe. Recupera palla ora la Roma con Oliva. Dai Angelo. Scacciamo, aspetta di Angelo. Cichella. Sempre Cichella con 1-2 del compagno. Oliva. Lancio lungo sul secondo palo. Arriva Garofalo. Mette giù questo pallone il capitano giallorosso. Serie di scampi e poi il lancio lungo. Cercare Seferi. Al volo Liotti. Alto sopra la traversa. Gioca a pallone. Moroder. Garofalo. Cambia tutto. Non devi andare via, Marco. Si gioca ancora per Moroder il destro. Finisce sul fondo. Dai Matteo, prendili qualcuno. Caterini. Mette in gioco per i suoi. Lo russo. Filtrante per Liotti. Prestato da Garofalo. Liotti pensa al tiro, poi scarica per il compagno. Oh, questo! Cichella. Va dentro da Liotti con il tacco a cercare il compagno. Non lo trova. Trova però Cichella che pensa al tiro. Poi gira sulla fascia destra. Palla messa dentro. Recupero di De Marco. Si lotta. Oliva. Serie di contrasti. E poi calcio di punizione per la Roma. Cichella che batte subito per Seferi. Palla ancora buona, Seferi la controlla alla perfezione e la regala al Golbet. Monteforte perde palla, sempre il capitano giallorosso in possesso. Cichella prova a saltarne due, non c'è fallo secondo l'arbitro, libera Moroder. Caterini, c'è lo russo. Va bene Andrea, va bene così. Va bene. Ora si va da Pauliello. Gira di Matteo. Cross tagliato dentro. Oliva. 1-2 con Liotti. Cross dentro, la mette giù Opara. Chiede ai suoi di salire. Girata subito per Monteforte. Sinistro tagliato dentro, ottimo il pallone, il sinistro al volo. Finisce fuori. Caterini per lo russo. 19esimo minuto di gioco, 3-0 per il Golbet che tiene il risultato in cassaforte. Solo un miracolo può salvare la Roma. Monteforte, cercare De Marco con la punta, l'ha indirizzata verso la porta. Caterini fa veramente un'ottima uscita. De Marco, poi c'è Seferi che parte in contropiede, salta due, poi trova l'opposizione di Sterbini. Rimessa con le mani per il Golbet, l'ultimo a toccare è stato Seferi. Angeli. Si va da Monteforte sulla fascia destra. Monteforte che torna indietro, aspetta il movimento dei suoi. Lancio lungo a cercare Moroder. In due tempi controlla questo pallone, la mette dentro, riesce a trovare l'attaccante. Cichella pensa al tiro, lo prova, la deviazione
del centrale difensivo, poi Cicchella al volo, alla sinistra del portiere. Opara si è arrabbiato tantissimo con i compagni per il momentaneo calo di tensione. Tanto c'è Maroder per Garofalo. Monteforte. Angele. Garofalo. Angele. Trova Monteforte. Aspetta il movimento di Santini. Messo giù Monteforte. Calcio di punizione per la Golbet. L'ha battuto subito, il destro giro! 4-0 Golbet su di una punizione. Si fa sorprendere la Roma. È meglio di no, Andrea, è meglio di no, lasciate. La squadra ospite che tiene il possesso palla con lo russo. Occhio, Oliva sulla fascia sinistra mette questo cross basso. Respinge Garofalo. Con le mani Oliva. L'arbitro fa ripetere. Ma che non ci sto parlando? Ok, Luca, ti sto parlando, sto spiegando una cosa. Perché a 20 anni devi portare rispetto. Ma chi è che non ti ha portato rispetto? A chi spara? Dai, a chi spara? Luca, chi è che provocare? Non ci far provocare, Luca. Oh, non devi dirti in faccia. Tutti leoni. Sì, mi sarà di tutti tutti leoni. Ho messo 50. Mister, mi aiutate per favore, mister, mi aiutate per Oliva con le mani. Gira per Gliotti. Provato a metterla dentro Oliva. Ribattuta da Maroder. Palla messa dentro. Esce Opara. Vede Angele. Paolelli. Su il pallone. Lo russo. Lancio lungo a cercare Oliva. Stacca di testa Garofalo e mette fuori. Occhio a chi viene da fuori. Occhio a chi viene da fuori. Oliva Dai Angelo. per lo russo. Prova a girarsi. Maroder in copertura. Picchia. Bravo Giordano! Ogni volta 4-1, 4-0, devo rompere il cazzo alla gente. Sterbini cerca Monteforte. Come te? Lo russo. In Tegel. Finisce fuori Oliva. 1-2 con il compagno. Dai Angelo. Sbaglia il passaggio Oliva. Poi c'è Maroder. Punta alla porta. Serve Angela. Tu per tu con il portiere. 5-0 Golbet. Angele
mette in cassaforte la partita. Recupero 2. 25esimo minuto di gioco che scatta in questo momento. 5-0 per la squadra di casa. Partita completamente chiusa ormai. Lo Russo prova a mettere un pallone nella tre quarti. Marauder che si improvvisa punta centrale. Tanto c'è Pauliello con gran classe, libera e fa ripartire la sua squadra. Angelè che recupera questo pallone, poi lo gira per il compagno. Pauliello, lo Russo, vede il movimento di Oliva. Con la punta prova a servirlo. Monteforte, l'arbitro dice che è tutto regolare. Monteforte con tranquillità aspetta il movimento dei compagni. Pauliello. Liotti. Pauliello. Scende Oliva a ricevere questo pallone. Pauliello opta per il lancio lungo a cercare Seferi. Troppo su Opara che controlla questo pallone. Gira per Monteforte. Garofalo. Sterbini. Garofalo. Lo Russo. Poi recupera il pallone Marauder. Angelè. Gira per Sterbini. E finisce qui. Golbet batte Roma Calcio 8 5-0 in questa 27esima giornata di Serie A Lega Calcio 8.